Sono 3.634 le richieste presentate nella marca all'INPS, 480 nella provincia di Belluno, per ottenere l'assegno temporaneo per figli minori, prestazione transitoria in attesa dell'attuazione dell'assegno unico universale che dovrà riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno di nuclei familiari con figli a carico. Numeri piccoli rispetto al potenziale bacino dei richiedenti, il commento del direttore INPS Veneto, da cui l'iniziativa promossa da Camera di Commercio Treviso Belluno, Forum delle Associazioni Familiari del Veneto, ANCI Veneto e INPS, per farlo conoscere come strumento a disposizione e l'invito a beneficiarne. Il legislatore ha previsto questa nuova misura che estende l'assegno per il nucleo familiare anche a tutta una serie di categorie che precedentemente non ne godevano, quindi fuori dal tradizionale ambito del lavoro dipendente, e la estende al lavoro autonomo, ai coltivatori diretti, al mondo dell'agricoltura, insomma tanti altri settori. Questo nella finalità di sostenere la natalità, attraverso la natalità le famiglie e anche in prospettiva mondo del lavoro e il sistema pensionistico, perché in un sistema di ripartizione sono i lavoratori a pagare le pensioni di chi in questo momento è in pensione. Uno strumento di lungimiranza, ha commentato il presidente Unioncamere Veneto Mario Pozza, che favorisce continuità di impresa da parte delle future generazioni dei lavoratori autonomi e a guardare con maggior fiducia ad avere figli. Se si fa domanda entro il 30 di settembre si possono recuperare anche le mensilità di luglio e agosto, contestualmente a quella di settembre. Inoltre la cosa da sottolineare è che gli ISEE sono rilevanti ai fini di questa prestazione fino a un ISEE di 50.000 euro. Quindi cosa significa questo? Che non è una prestazione solo per fasce di reddito e patrimonio basse, ma in realtà si può beneficiarne anche all'interno di fasce che probabilmente sono molto più diffuse. L'importo base subisce una maggiorazione del 30% per ciascun figlio in relazione ai nuclei con almeno 3 figli minori ed è prevista una maggiorazione per figli disabili.